Lascia un mi piace e il Napoli arriverà tra le prime 4 in classifica. E voglio! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Smeralla, noi siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, reagiamo alle migliori giocate di Ahmed Junior Traoré. Che non lo so, gas, mi piace. Ma adesso ci arriviamo. Il nuovo calciatore del Napoli, nuovo centrocampista, nuovo attaccante. Anche qui adesso spieghiamo più nel dettaglio. Come prima cosa lasciate un bel mi piace per supportare il contenuto e supportare il nuovo calciatore del Napoli. Commentate qui sotto e fatemi sapere se vi piace Ahmed Junior Traoré, sono davvero curioso, vi leggo tutti e iscrivetevi al canale. Arriviamo presto a 50.000 iscritti, cosa che non credevo potesse essere possibile, invece col vostro supporto ce la stiamo quasi per fare. Aspetto una vostra iscrizione. Allora, è ormai cosa nota a tutti che Ahmed Junior Traoré è il nuovo giocatore del Napoli. Cosa importante, Ahmed Junior Traoré arriva al Napoli con un'operazione, quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, quindi prestito ma non obbligo, quindi si fa schifo, diciamo, potremmo tornare Topac. Speriamo di no. Ex Sassuolo, dove lo ricorderemo sicuramente tutti quanti, e vi dico la verità, a me già quando giocava col Sassuolo mi piaceva tantissimo. Calciatore ivoriano, centrocampista, trequartista, fantasista, sa inventare tra le linee, molto bravo a saltare l'uomo. Poi io non vi perderei in altre chiacchiere, anche perché lo commenteremo molto a lungo questo calciatore durante questo video. Andiamo a vedere subito le sue migliori giocate. Ecco qui Ahmed Junior Traoré, un nil, lo chiamerò così, non lo so perché, qui con la maglia del Bournemouth, dove ragazzi non ha praticamente mai giocato, se non mi sbaglio 10 presenze e 0 gol, e nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, ha contratto la malaria, quindi questa malattia che l'ha tenuto fuori dal campo, mamma mia che gol che ha fatto qua, e fuori dal terreno di gioco, non ha praticamente mai giocato, è stato appunto in ospedale per il ricovero, e questa è una delle domande che appunto molti tifosi del Napoli si fanno: come arriva a Napoli, come arriva in Italia. Vabbè, comunque se avrà superato le visite mediche tutti quanti avranno visto questa cosa. Qui con la maglia del Sassuolo, questo gol me lo ricordo benissimo, in pratica si accentra e poi con una staffilata di destro sul primo palo non lascia scampo al portiere. Qui sempre col Sassuolo, e qui altra bellissima rete col destro a giro, infatti lui potrebbe giocare anche al posto di Kvara fondamentalmente, perché come vi dicevo può ricoprire vari ruoli, centrocampista, attaccante, secondo me anche al posto di Raspadori. Qualcuno di voi adesso dirà quale posto è Raspadori, che effettivamente non si è capito ancora quale ruoli Raspadori, comunque dietro le punte, io quello mi intendo, quindi come trequartista. Qui sempre con la maglia del Bournemouth, dove ci faranno vedere solo qualche giocata perché non ha segnato, come vi dicevo prima. Qui ha fatto l'assist, e qui vediamo come la serve sulla fascia. Non ha fatto niente, non ha visto proprio niente. Invece col Sassuolo ha fatto e come. Questo è un altro gol che vi ricordo benissimo, contro la Fiorentina. Passa in mezzo a due e poi sempre con un destro a giro, però no volante, come va già Ricero. Mamma mia, cascassa proprio a porto, qua me lo ricordo benissimo. Stop di petto e sotto la traversa. Comunque con un destro a giro, stavo dicendo, fa un altro bel gol. Qua recupera il pallone, bellissima giocata e fallo. Arbitro, qua mettere un cartellino, fusciamo cubè. Qui recupera il pallone, bel sombrero, bel colpo di testa, se la porta avanti e poi è finito la clip. Qui gol? Forse in fuorigioco era, perché so che non ha fatto nessun gol con la maglia del Bournemouth. Fatemi sapere. Qui altro gol penso con la Costa Lavoria, perché ricordo calciatore ivoriano. Qui recupera il pallone, ripartono i suoi e non succede proprio niente. Che fa? Che ce la favrevano che ha fatto niente. Allora, qui colpo di tacco e riparte il Sassuolo. Qui invece vediamo cosa fa. Bellissima giocata. Ragazzi, lui è molto abile. Infatti, come avete visto nel dribbling, riesce a saltare molto bene il diretto avversario. Qui invece fa un tunnel e se ne va sulla fascia. Sarei curioso di capire. Sono curioso di capire dove giocherà. Dove giocherà? Non penso che giocherà al posto di Kvara, perché non penso come mettere fuori. Questa però è la sua posizione. Questa è la sua posizione, perché come avete visto, diciamo che la maggior parte dei problemi che ha creato alle difese avversarie partono proprio da lì. Mentre qui lo stavamo vedendo, anzi lo stiamo vedendo in una posizione più centrale.
del campo, più appunto centrocampo. Qui contro l'Inter recupera il pallone e ripartono i suoi. Qui sempre contro l'Inter, tiro bellissimo, bellissimo. Bellissimo gol contro l'Inter. Qui altro bel gol, sempre in Serie A con la maglia del Sassuolo. Però come vi dicevo, partono sempre da qui le azioni pericolose di Traoré. I gol arrivano sempre da lì. Quindi fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti, secondo voi in quale posizione, in quale ruolo giocherà a Napoli, con la maglia del Napoli. Non me lo immagino al posto di Kvara, perché non lo puoi mettere in panchina Kvaratskhelia. Però arriva un giocatore molto valido, da capire chiaramente con quale testa, con quale mentalità. Sicuramente vuole tornare presto in campo, vuole dimostrare ancora di valere. A me a livello tecnico non si discute proprio, cioè per me veramente molto molto valido. Già ai tempi del Sassuolo, quando si parlava, perché non so se vi ricordate, ma già si parlava di Traoré, mi piaceva tantissimo, cioè già mi faceva impazzire all'epoca. Qui invece il ripiego difensivo, quindi torna anche dietro. Qui recupera un altro bel pallone, poi la mette dietro. Già mi piaceva e quindi già lo volevo al Napoli. Non so se mi seguivate già all'epoca quando dicevo queste cose, ma sicuramente qualcuno di voi dovrà ricordarsi di queste mie parole. A me mi piaceva tantissimo, mi piace ancora assai, però a Bournemouth chiaramente non l'ho seguito, anche perché vi ripeto c'era poco da seguire, e quindi non lo so in che condizioni lo ritroveremo a livello di testa, a livello di fisico e a livello psicologico, perché non penso sia stato facile per lui comunque questa malattia che ha avuto, la malaria che ha avuto nell'ultimo anno. Stare fuori dal campo per parecchio tempo comunque sicuramente pure questo non è facile, ripartire non è facile. Qui invece riparte molto bene, se ne porta 3-4 a spasso. Comunque l'ha chiamato un nil perché mi dà l'impressione comunque di essere piccolino, nonostante comunque 1,84 m, quindi non è basso. Ha 24 anni a breve, se non erro il 16 febbraio li compie, quindi attualmente ne ha 23, essendo un classe 2000, quindi molto giovane. Rientra in quella che è la linea verde del Napoli, in quelle che sono le caratteristiche che va a ricercare sempre il Napoli. Qui mette il cross in mezzo e golasso non suo. Dovrebbe essere Scamacca in quell'occasione, non volesse dire una stronzata. Contro Andanovic, stava ancora Andanovic a porta dell'Inter. Comunque come vedete tutte queste clip ce le stanno facendo vedere una volta a sinistra, dove ripeto ha fatto molto molto bene e molti gol, soprattutto al Sassuolo. Qualche volta a centrocampo, quindi in una zona più centrale, e qualche altra volta, come vedete qui, sulla destra, che non è da sottovalutare, perché lì sì, abbiamo Matteo Politano che quest'anno, mai come quest'anno, sta giocando veramente molto molto bene, è tra i miei preferiti del Napoli. Riesce a saltare l'avversario, riesce a fare gol col sinistro, però attenzione a Traoré. Questo è un dubbio che ho, la posizione. Ecco, vedi? Qui ritorna di nuovo sulla sinistra, mette dentro e gol. Pure perché lui ha giocato anche nell'Empoli. Non volessi dire una cosa, ma qua era proprio con la maglia dell'Empoli. Qua recupera un altro pallone. Leve managul, cretino. Guarda come corro, guarda come fuio. Proprio carico a 1000. Recupera un altro pallone Ahmed Junior Traoré, anche da terra recupera un altro pallone. Che numero c'ha? Il 23. In questa clip c'aveva il 23, può essere pure. Vediamo qui, palla dentro, è agganciata bene, però non fa gol il suo amico di squadra. Ecco qui ancora Ahmed Junior Traoré, giocata di gambe, mamma mia che palla, una palla visionaria. Assurdo. Giocata in mezzo a due. Ahmed Junior tira. No, una tirata niente. E non mi fa casare senza niente. Ahmed contro l'Udinese. Recupera un altro pallone. Ma gli scippa tanti palloni. Ce l'ha il contrasto, Va in contrasto con gli avversari. Scende anche molto dietro. Torna molto dietro per recuperare i palloni. Dotato di un bel dribbling, come avevo visto proprio in questa clip. Madonna, come sta casando. A me piace. Non lo so se è intelligente come acquisto. Questo fatemelo sapere voi, sono curioso di sapere, ripeto, cosa ne pensate di questo acquisto. Ho letto molti tifosi del Napoli che non ci è piaciuto come acquisto, dicono ma a me non mi serve un giocatore che comunque non sta bene fisicamente, che non gioca a un sacco di tempo, che la maggior
cosa che ha fatto comunque in Serie A è stare con la maglia del Sassuolo, sì ok fare gol, però non è che ha fatto più di tanto, al Bournemouth non ha segnato. Poi ci sta invece chi come me, non lo so, gli è piaciuto l'acquisto perché è giovane e può dare tanto. Vai giù, belle giocate, qualcuna me la ricordavo, qualcuna no, qualcuna non la conoscevo proprio. Fatemi sapere che voto date a questa operazione di mercato, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, diamo il giusto supporto ad Ahmed Junior Traoré che comunque vestirà la maglia del Napoli, quindi comunque difenderà i nostri colori. Facciamoci sentire e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, adieu!